Comunque, in ogni caso, donna o uomo a Bellagio gli scappa pipì, Davide, cioè, quello non c'è. E questo è la cosa che mette d'accordo tutti. Adesso qui devo concentrarmi perché... Concentrati perché guarda che è un pezzo pieno di insidie questo qui. È un pezzo veramente ricco di insidie. Noi l'abbiamo fatto per scherzo e non ci mandano a casa se non lo facciamo, perciò. O cioè, e il pezzo lo fa così. Un po' di luci in sala, più o meno soffuse, possibilmente, grazie. Intanto ringraziamo tutta la tecnica, la fonica, tutto il management. Grazie. È una cosa devastante. E fa così. Cioè, c'è questa introduzione qua molto, sembra l'onda nelle giornate di quiete. Con te fartino arena menaggio riderà. Un giorno la maestra ci disse: questo è l'ario, il Mela è l'affluente, l'acqua è l'emissario, è nato in mezzo ai monti a causa degli avai e dello scioglimento di uno due ghiacciai. Maestra non fumava, la maestra. Non, però disse incautamente: prendete la cartina, segnate tutti i dati. 146 chilometri quadrati e 416 metri di profondità, 4,3 è la sua vastità. Giù in fondo un bambino col suo bel ditino nel naso tira fuori giusto il dito, lascia sul prodotto, alza la mano e dice: però a guardarlo bene a me mi sembra che il lago di Como è un bambino che balla, che gioca, che calcia lontano la palla, con una matita disegno la faccia, le scarpe, le dita, le mani e le braccia. È un omino che corre il lago di Como, un piede lo mette in piazza del Duomo, la pancia a Menaggio, ginocchio ad Argegna, Cernobbio, il Vittoria, Faggetto, il Calcagno. Alla caviglia l'aglio giù di lì, a Bellagio gli scappa pipì. Che canzone, mamma mia, che roba. E adesso viene il momento poetico, quello proprio da pittore della domenica, che fa così. Il sole lo dipinge ed è un capolavoro, se piove o c'è la nebbia si ammanta di mistero, le barche vanno e vengono sul suo mantello blu, la Breva ed il Tivano le spingono su e giù. Tu, Davide, saprai senz'altro distinguere la Breva dal Tivano. Assolutamente. Perché... Vediamo se loro distinguono. Tivano, Breva, Tivano. Ragazzi, si dà delle arie. Ho fatto l'università a Ventotene io. Saprete tutti distinguere l'Utumana dal divano, la Breva dal Tivano e il bambino col dito in mano. Che dice? Però a guardarlo bene a me mi sembra che il lago di Como è un omino che balla, che gioca, che calcia lontano la palla, con una matita disegna la faccia, le scarpe, le dita, le mani e le braccia. È un omino che corre il lago di Como, un piede lo mette in piazza del Duomo, a consiglio di Rumo c'è il pomo d'Adamo, ariendo lo stico la schiena bellano. Adesso c'ha il polpaccio giù di lì, a Bellagio gli scappa pipì. È un omino che corre il lago di Como, un piede lo mette in piazza del Duomo, la pancia
menaggio, il ginocchio ad arcegno, il dittore a certoppio faccendo il calcagno, e alla caviglia l'aglio giù di lì. In qualunque modo, sempre in quel punto deve espletare le sue funzioni fisiologiche. Alla caviglia l'aglio giù di lì.